io ritengo che non è una delle migliori fatti economici, è la migliore, è l'economia della Sicilia, perché la Sicilia che cosa fa? Nel momento in cui si ferma il turismo si fermano tutte le altre economie, come fatto conseguenziale, perché se si ferma l'economia del turismo si ferma l'edilizia, se si ferma l'economia del turismo si ferma. Ecco, a mio avviso stanno facendo di tutto per fermare l'economia in Sicilia, basta vedere quello che sta succedendo. Un biglietto da Roma a Catania costa 800 euro, con 1200 euro un mio collaboratore è andato in Australia e ha avuto pagato tutto. Qual è la farsa? Allora si vuole dire alla Sicilia deve fermarsi, perché a modesto avviso oggi siamo nelle mani di un governo che è il governo nazionale che rappresenta praticamente fame, fumo e frastone, dicendolo in siciliano. Perché cosa avvengono questi? Avvengono per bloccare la Sicilia. Poi la Sicilia è quella che esporta la mafia o la Sicilia è quella che subisce la mafia che viene da noi? Noi chiediamo a gran voce che facciano sì che la Sicilia possa continuare a vivere di turismo, perché venendo nei nostri borghi, venendo nelle nostre comunità, io parlo di Taormina, di Giardine Naxos, di Castelnuovo, che è il mio paese, uno dei borghi più beneficiari di Reto Emilia, una delle gente che non è incantata e ritorna. Ma se ritorniamo l'economia come un ristorante come Fata, il ristorante come lei sa in altri momenti potevano prendere con i voucher il personale, ma oggi quando il ristorante potrebbe dire sabato e domenica come fa ad assumere il personale? Non può assumerlo, perché se lo assume quel personale che va ad assumere perde la disoccupazione, perde la cassetta pensione. Così stiamo facendo l'economia. Ecco, io dico al governo nazionale di cominciare a capire, di fare atti seri che consenta che l'economia si riprenda, che consenta che l'economia possa continuare a fare vivere le nostre persone, perché nel momento in cui la gente non sa come vivere si avverterà. La Sicilia offre un turismo assolutamente variegato, un'offerta incredibile, perché si va dalle bellezze del mare ai siti archeologici, teatri antichi templi, quindi dall'arte alla cultura, alla bellezza, alla gastronomia. Come si fa a invogliare la gente a venire? La gente che rischia di essere invogliata di tanto ad andare in Spagna di 3 anni, costano meno. Noi potremmo dire una cosa, per avere qualche reminiscenza scolastica, la Sicilia rappresenta dall'alta Piramide, dal Bandanarzello, da Bruno all'Alto Mare, da tutto. Ma come si fa a dire? In questo momento noi stiamo dicendo non venite in Sicilia, perché non siete nelle condizioni di sopportare il viaggio che vi porta in Sicilia, per non discutere poi dei treni, perché noi abbiamo dei treni che risalgono nel punto di vista dei tempi d'andata. Così passiamo, ci trasportiamo, non essendoci più carotte di trasportare il treno. Allora cominciamo a parlare di queste cose, se riusciamo a risolvere